Buonasera, buonasera e benvenuti in questo luogo fantastico che è la Valle dei Templi. Un luogo fantastico, unico, che ci ha consentito negli ultimi anni di realizzare qualcosa di veramente molto molto bello e significativo. Portare la musica e portarla qua e portare la musica qua nella Valle dei Templi con i ragazzi. Noi ci siamo abituati, io veramente non sono molto abituato, ogni volta che vengo qua riesco a godere minuto per minuto nonostante le preoccupazioni, le piccole tensioni di questo luogo fantastico. E mi piace quando la mattina arriviamo con Anna, dove c'è il deserto assoluto qua, quindi non c'è niente, cominciamo a montare, dico, ma poi nell'arco di un'ora cambia totalmente il panorama, sia quello visivo che quello acustico, e incominciano a suonare i ragazzi, e per noi è una grande grande gioia che condividiamo con tutte le scuole che vengono, e soprattutto la maggiore soddisfazione è quando vengono le persone da fuori, che arrivano qua in questo luogo e rimangono veramente affascinati. E noi vorremmo continuare a rappresentare il nostro territorio, perché questo territorio ci appartiene, e lo vogliamo fare attraverso i nostri ragazzi, perché riteniamo che ormai Agrigento, che è arrivata a ben 33 scuole a indirizzo musicale, è partita questa avventura dell'indirizzo musicale grazie all'ispettrice Zaffuto, che questa sera è qua con noi, insieme ad altri dirigenti scolastici che si sono battuti perché questa esperienza musicale diventasse qualcosa di un patrimonio per tutta la provincia. Oggi è così. Oggi abbiamo le scuole che sono distribuite in tutto il territorio provinciale, ma soprattutto l'indirizzo musicale è diventato il fiore all'occhiello di tutte le scuole dove funziona. E questo è una cosa molto ma molto bella, perché dà valore aggiunto al lavoro che si fa a scuola con la musica, e diventa uno strumento privilegiato non solo per fare imparare a suonare, perché il nostro fine ultimo non è questo, ma imparano a crescere meglio con la musica in maniera sintetica. Questa sera apriamo questa premiazione, questa cerimonia di premiazione. Era prevista da Casa San Filippo, però poi ci siamo un po' guardati, ma come facciamo a rinunciare a questo posto? Perché non farla? Abbiamo deciso di farla qua. Nell'arco della serata si alterneranno due orchestre, una all'inizio e una alla fine, e poi alcuni interventi di solisti. E poi alla fine ci sarà la premiazione. Il concorso è strutturato, che ormai è arrivato alla 14ª edizione, oltre ai riconoscimenti che si danno alle singole scuole, poi sono previsti dei premi speciali che attengono alla tipologia dell'attività che viene fatta. Quindi abbiamo sia l'obiettivo quello di premiare l'eccellenza, ma non perché lo scegliamo noi, ma perché il decreto parla anche di questo. Cioè l'indirizzo musicale deve dare la possibilità ai ragazzi di stare assieme, di fare musica assieme, ma deve promuovere le eccellenze dei singoli. E questa sera noi avremo una rappresentanza di ragazzi, non sono tutti, ce ne sono stati tantissimi bravissimi, ma dovevamo concentrare il tutto. E poi abbiamo le musiche d'insieme con le orchestre, e poi abbiamo un premio che è attribuito per il miglior brano tratto dal repertorio classico, un premio per l'arrangiamento, un premio per il progetto interdisciplinare, che siamo la prima scuola e l'unica in Italia che dà questo premio, e che è una cosa difficile, perché questo premio viene dato a quelle scuole che attraverso la musica fanno un progetto interdisciplinare, quindi non è solo l'attività scolastica, ma è un progetto che abbraccia tutte le altre discipline. E ogni anno noi abbiamo lo stupore di vedere cosa si riesce a fare attraverso la musica, e questa sera avremo anche una scuola che verrà premiata per questo tipo di attività. Quindi più tardi conosceremo anche i protagonisti di questa rassegna, la giuria, i dirigenti scolastici che sono venuti. So che c'è il sindaco pure di uno dei comuni dove c'è una scuola che è premiata, un vice sindaco, quindi abbiamo anche il piacere di condividere anche con i rappresentanti delle istituzioni del territorio. Questo è un segnale secondo me importante, perché significa che la politica, l'amministrazione ha attenzione per l'attività scolastica, e penso che certi risultati si possono ottenere quando tra questi enti si lavora insieme, e questa presenza
lasciatemelo dire, è una presenza che a me fa tanto ma tanto piacere. Apriamo questo pomeriggio musicale di chiusura, di premiazione, con l'orchestra che viene da qua vicino. È l'orchestra di Cattolica Eraclea, Ezio Contino, diretta dal professore Mongiovi, che ci farà ascoltare un brano molto celebre, un brano molto famoso, che è conosciutissimo. Però lo faranno ascoltare anche con qualche piccola diciamo, elaborazione. L'ascolterete molto molto pregevole. Non vi voglio dire il titolo, comunque vabbè, lo diciamo, è la nona sinfonia di Beethoven, è un pezzo conosciutissimo. Lo faranno in una formazione orchestrale questi ragazzi, e quindi io invito il maestro Maurizio Mongiovi, che è andato a prendere lo spartito, che ci dà il piacere di aprire questa serata. Buona musica.
Sì, sì. Prolunghiamo l'applauso per questi ragazzi. Bravi veramente. Si sono cimentati con un brano proprio classico e tra l'altro hanno eseguito il brano anche nelle parti che solitamente non vengono eseguite e quindi un pregio ulteriore della loro esecuzione. Chiaramente non vi sto a dire, ma è giusto ribadirlo quello che ci sta dietro questa preparazione, perché è chiaro che questa non è un'orchestra sinfonica, quindi significa che la partitura deve essere rivista, rimescolata, deve essere corretta e deve essere adattata all'organico che una scuola ha. In un'orchestra sinfonica non ci sono le chitarre, però ci sono e devono suonare, quindi lì c'entra pure il lavoro che in questo caso ha fatto il nostro maestro, che è stato quello di andare a modificare e riadattare le parti cercando di non lasciare nessuno, diciamo, a non fare niente e di valorizzare tutti gli strumenti come è giusto che sia, perché la scuola deve essere inclusiva sempre e comunque, e con la musica riusciamo a fare queste cose. L'altra sera mi sentivo in un altro concorso dove si ribadivano proprio il valore educativo della musica d'insieme. La musica d'insieme è importante perché i ragazzi imparano ad ascoltarsi, cosa che ormai abbiamo anche noi grandi, incominciamo ad avere qualche problema. Però per suonare bene bisogna ascoltarsi, bisogna rispettare l'altro quando suona, bisogna fare silenzio, perché quando ci sono le pause bisogna osservare il silenzio. Quindi diciamo che per fare bene qualche cosa ci sono delle regole e per suonare bene bisogna attenersi a queste regole. Voi l'avete fatto benissimo e quindi sono sicuro che anche in altri ambiti farete la stessa cosa. Siete dei bravi musicisti e delle brave ragazze e bravi ragazzi e diventerete sicuramente dei bravi cittadini. Grazie di nuovo. Bene, allora ci dovrebbe essere Aaron ora che dovrebbe sistemare il pianoforte. Lo dobbiamo avvicinare, non lo vedo. Aaron. Sì, i ragazzi possono scendere e nel mentre invito la nostra cara, mi ricordo il tuo nome, aspetta, Maria Grazia, a venire qua. Come vi dicevo poco fa, noi cerchiamo anche nella nostra rassegna concorso di dare spazio alle singole potenzialità, ai solisti, ai piccoli gruppi, così come alle orchestre. Quest'anno abbiamo avuto tra le altre la scuola di Canicattì. Intanto accogliamo con un applauso questa dolce ragazza. Come va? A posto, grazie. È a posto, si fa per dire a posto. Vabbè, siediti che nel mentre tu metti un po' le mani sulla tastiera che io ti introduco. Allora, dicevo che è venuta una scuola di Canicattì e anche questa scuola diciamo che ha portato una serie di solisti, che c'era un chitarrista, un violinista e poi invece c'è lei che canta e suona contemporaneamente. E noi l'ascolteremo in questa versione di cantante e pianista. Ci farà ascoltare un brano molto famoso che si intitola People at the People. Scusate, l'inglese non è il massimo per me, ora ci sarà sicuramente. Anna, ti vedo ridere, vero? Io ho fatto l'inglese di ragioneria, ho fatto io, quindi arrivo lì. Il tuo insegnante pare dovrebbe essere il professore La Greca? Insegnante di pianoforte che non vedo qua, si è perso, ne hai notizie? Aveva un impegno. Dicevo che questa ragazza ci farà ascoltare questo brano, che è un brano molto bello, lei lo fa con una sensibilità particolare e il fatto che sia qua è dovuto anche al fatto che riesce, oltre che a cantare bene, a trasmettere qualche cosa e probabilmente questo è passato alla commissione per essere qua. Quindi Maria Grazia in clima della Rapisardi di Canicattì. Drunken hearts, guess to give
Bravissima. Prego Maria, vieni. Prenditi l'applauso. Bravissima. Sei un po' più tranquillo. Non è vero che andava tutto bene, stai tremavi, ma è giusto che sia così. Un palco come questo intimorisce, è giusto che sia così, quindi è normale. Tra l'altro lei ho scoperto che ci prendevamo in giro con il professore Lopresti, no? L'altro giorno ci disse, "Guarda, il tempo passa, sai." E lui poi oggi mi ha confermato, dice è vero, il tempo passa. E poi si è palesato questo tempo che passa, perché? Perché lei è venuta accompagnata dalla zia, è vero? Che è seduta lì, e la zia è una mia ex alunna di Canichetti, quindi si è palesato, si parlava, dico bene, abbiamo la dimostrazione. E quindi oggi è stato bello anche perché l'ho rivista, l'ho rincontrata. Io per Canichetti ho insegnato 11 anni, ho un bellissimo ricordo, una bella scuola, un bell'ambiente, e quindi veramente bello. Complimenti, so che continuerai, so che sei una ragazza, mi hanno detto, in gamba. Oltre a suonare bene, a cantare bene, sei una ragazza puntigliosa, una ragazza seria, di quelle che ce ne vorrebbero di più. Quindi siamo ancora più contenti che tu questa sera sia qua con noi. Ok, prego, puoi andare. Facciamo un altro applauso. Bene, cambiamo strumento ora, ma non vedo la strumentista, non vedo la flautista. Dovrebbe essere da qualche parte qua. Facciamo una cosa, o scendo io o sali tu, cioè, in un modo o nell'altro dobbiamo fare. Lei è Giulia Casa. Ciao, come va? Benissimo, sì, come lei, esattamente come lei, sì, 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 è normale questo. Siamo in famiglia, come vedi c'è un applauso molto ma molto affettuoso nei tuoi confronti, quindi questa ragazza, questa signorina Ella, vi farà ascoltare un piccolo estratto di un brano molto bello che però questa sera non abbiamo la possibilità di ascoltarlo così come l'abbiamo ascoltato noi nelle prove, in quanto c'è un accompagnamento di chitarra che era stato realizzato dal professore, il professore, diciamo così, di chitarra della scuola, che però è dovuto partire e quindi non è possibile eseguire questo pezzo. Quindi lei farà una parte, un estratto di questo brano di Piazzolla, che è molto famoso e molto bello, molto particolare comunque, non è il tango, è Café 1930, e poi farà con l'ausilio di una base musicale un altro brano che è Chocolate di Portman. Quindi farai questo due brani, il primo è proprio piccolo 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 e poi l'altro brano. Tutto a posto? Sì, facciamo un altro applauso così.
Bravissima. Brava Giulia. Rimaniamo sempre in ambito di danza. Ascolteremo un'altra danza eseguita con un duo flauto e chitarra. Sono due ragazze che vengono da Porto Empedocle, scusate, da Campobello di Licata. Campobello di Licata, sì. Ci faranno ascoltare Pacioca. Loro sono Isabella Picone e Maria Chiara Manganello. Anche loro hanno partecipato alla nostra rassegna insieme ad altre loro compagni e compagne e hanno eseguito tutta una serie di brani. Questo è particolarmente piaciuto. Buonasera, ben arrivati. C'è l'insegnante che sistema la chitarra. Quindi loro sono alunne del professor Armando Lobrutto, che qua è del professore, io non ricordo il tuo nome, perdono. Michele Gagliani, sì. Fanno parte dell'istituto comprensivo Don Bosco di Campobello di Licata, come vi dicevo, che da qualche anno, che da diversi anni ha un indirizzo musicale. Siamo pronti? Possiamo andare. Bravissime, anche loro. Voglio farvi notare che loro erano sedute lì, quindi senza riscaldarsi così arrivano e suonano. Di solito i professionisti hanno sempre bisogno di riscaldare un pochettino le dita per quanto riguarda la chitarra o il pianoforte, o anche di fare riscaldare lo strumento. Loro dalla sede sono arrivati qua, hanno suonato con molta tranquillità, quindi bravissime veramente. Complimenti, complimenti anche ai vostri insegnanti. Direttore, non se ne può andare. Allora, ne approfittiamo perché sennò poi lui se ne va e quindi dottore Parello, che da anni ci ospita in questo bellissimo posto. Questa sera abbiamo fatto la cosa migliore, direttore, di fare la serata conclusiva qua, quindi vorrei che lei ci desse un po' il saluto a tutti e anche l'impressione di quest'anno, di questa, com'è che l'ha vista quest'anno, perché ogni anno ci sono sempre delle cose nuove. Prego. Allora, intanto buonasera a tutti, benvenuti. Non so se voi avete partecipato all'intera rassegna o se siete qui stasera. In ogni caso rinnovo il benvenuto. No, diciamo quest'anno c'è stata l'importante novità della orchestra giovanile dell'AIA, che diciamo la possiamo considerare un viatico per il futuro di questa manifestazione, che è affermatissima. È già il quinto anno che la gestiamo noi, mi pare il 14° anno complessivamente, quindi ha una sua bella solidità.
ed è un modo molto bello di fare incontrare i ragazzi attraverso la musica in un luogo spettacolare. Quindi c'è la conoscenza del patrimonio culturale, come dire, l'apprezzamento del bene, perché i beni culturali sono un bene sociale per il quale è necessario sicuramente un approccio di conoscenza adeguato. Per cui diciamo, siamo molto contenti dell'esito e naturalmente vi invitiamo per l'anno prossimo, cercando di fare crescere ulteriormente questa manifestazione, e penso che ci siano le risorse per farlo, soprattutto diciamo, l'entusiasmo, quello ho visto che non manca. Grazie a tutti, scusate la mia fugace apparizione, ma sono contemporaneamente in due eventi, quindi, però mi sembrava giusto passare per un saluto e per un ringraziamento. Arrivederci. Grazie direttore, di tutto, anche per come si fanno le cose. Ci dà sempre la possibilità di andare avanti. L'altro giorno è venuto e già parlavamo del prossimo anno. Si fa così. E lo prendiamo in parola, Anna Maria. A settembre saremo qua e saranno cavoli suoi poi. Ci mettiamo lì. C'è Anna che è più vicina rispetto a me, e quindi è lei che è delegata ad andare a parlare col direttore. E quindi bene, tu sei già qua. Che bello, già lui sa i tempi, cioè, mentre loro parlano, siamo così diminuiamo i tempi morti. Dunque, lui si chiama... Che è successo? C'è? Sì, sì. Proviamo se si sente la chitarra. Ecco, è arrivata. Bene, allora, ti posso presentare? Questo ragazzotto qua, che sei, che classe sei? Seconda, è un ragazzo di seconda che ha scoperto da pochissimo la sua passione per la musica, non solo da tanto, vero? Dall'anno scorso, quindi non è che era quando era piccolo, dall'anno scorso. È stato una cosa, un amore a prima vista, diciamo, una cotta improvvisa, un colpo di musica, un colpo di musica. E quindi ha scoperto questa sua passione che sta coltivando, so che sei molto studioso, vero? Dice che arriva a scuola non te ne vuoi andare più, sta sempre lì, c'è i bidelli che fanno e butta fuori praticamente. È bello, è bello. La scuola quando fa questo significa che ha fatto centro e quindi sei una risorsa, è un esempio per gli altri. Ci farà ascoltare un brano chiaramente solo per chitarra di Leo Brouwer. Il titolo è, perché lui è olandese, il titolo però è in spagnolo, perché evidentemente la sua ispirazione era in quel momento, la sua testa era lì in Spagna, e si intitola Un dia de noviembre. Buona a farci ascoltare questo alunno dell'Istituto Comprensivo Livatino di Porto Empedocle, sarà Elio Ciffa. Ci sei? Forza!
Bravissimo Elio. Bravo. Questo è il poggiapiedi che avevi perso l'altro giorno? Ti capita di perdere qualche cosa oltre il poggiapiedi ogni tanto? Sì. Allora, io ti devo dire una cosa. Questo ragazzo è chiaro che è un ragazzo in gamba, la cosa è molto sensibile, è talentoso. Una delle cose più belle che ha sono le pause. Fa delle pause, non è una battuta, fa delle pause che sono veramente molto molto belle. Tu lo sai, ci sono le figure che indicano il valore del suono e le pause il valore del silenzio, quindi la musica è fatta anche di silenzi. I tuoi silenzi sono belli quanto le durate delle tue note, quindi complimenti. Ci vediamo più tardi. Bene. E ora cambiamo piano. Mentre si sistemano i ragazzi, io chiamerei qua il presidente della giuria, che oggi è venuta qua perché è una persona che ci tiene, perché è molto, insomma, non è proprio al 100%. E chiamerei qua pure l'ispettrice Zaffuto e prego, ispettrice. Professore, ci onori della tua presenza. Allora, ispettrice, grazie intanto di essere venuta. Per noi è un piacere averti qua, anche perché Euterpe è anche una tua creatura e quindi l'abbiamo detto all'inizio e lo continuiamo a dire. Noi l'abbiamo portata avanti e la continueremo a portare avanti perché è giusto che le cose belle abbiano una loro vita. Però è giusto che si ricordi chi ha voluto, si è sacrificata, che ha lottato tantissimo insieme al preside Proto, alla preside Cremona ed è costata tanta fatica, però dico che sta crescendo bene in tempi più difficili, però si è riuscito. Quindi vorremmo un tuo saluto doveroso. Io intanto buonasera a tutti, ringrazio veramente di cuore coloro i quali stanno cercando di portare avanti ancora la Euterpe, la manifestazione, l'evento meraviglioso, gioioso e di un grande spessore culturale e spessore sì della musica d'arte, che naturalmente abbiamo voluto, perché il professore sta dicendo una cosa, dice l'ho voluta fortemente io, sì vero, ma sempre coadiuvata da loro, perché da soli non si può riuscire mai a portare avanti, a realizzare un evento di tale portata. Un evento che per far crescere nel nostro territorio, nel territorio agrigentino, nel territorio della Sicilia, perché io mi interessavo pure di tutta la Sicilia, e di dare quel segno importante quale è la musica, perché la musica è una disciplina come tante altre, ma quella disciplina che deve essere fatta insieme ad altre discipline, tant'è che oggi vediamo che ci sono i cosiddetti progetti interdisciplinari che abbracciano tutte le varie discipline. E poi è importante la musica perché chiaramente dà quel senso, quel valore importante della socialità. Oggi si parla molto di inclusione sociale, ma inclusione sociale e inclusione sociale di gruppi, ma non solo di gruppi territoriali nostri, ma anche di gruppi con altri paesi, con altri gruppi stranieri, perché oggi abbiamo pure l'emigrazione. Quindi questo è molto importante, ma è importante che oggi siamo alla 14ª edizione. E chiaramente ce ne sono voluti dei sacrifici che abbiamo fatto noi grandi, ma lo hanno fatto anche i nostri ragazzi, i ragazzi piccoli, perché anche loro
ci tenevano a fare bella figura, ad essere insieme, a collaborare e nello stesso tempo all'ascolto, perché la musica è importante non soltanto per sapere suonare il pianoforte, suonare lo strumento, ma quello di sapere ascoltare. E io ho sempre detto che è importante, la persona acquisisce maggiore e interiorizza maggiore elementi quando riesce ad ascoltare gli altri, perché non è solo parlare il bello, è saper ascoltare, non solo sapere parlare. Professore, io questa sera sono molto contenta perché ci sono stati ragazzi veramente fino ad ora, ragazzi bravissimi, e penso che c'è l'orchestra che è pronta, quindi dobbiamo essere sbrigativi. Tanti auguri ai ragazzi, perché loro, un ringraziamento va a tutti gli insegnanti di strumento musicale, ma naturalmente principalmente va agli alunni e alle famiglie. E un arrivederci al prossimo anno. Sicuramente, sicuramente. Alfonso sicuramente vi vuole salutare, lui lo farà in maniera stringata, in una semibiscroma. Altri tempi con altri ragazzi, io tempi non ne avevo questo tempo. No, saluto il gentile pubblico. Stare con i ragazzi questi giorni è sempre un'esperienza bellissima. Noi insegnanti abbiamo questa fortuna di imparare da questi ragazzi giorno per giorno, perché secondo me c'è da imparare tanto dai ragazzi e dobbiamo imparare sempre di più ad ascoltarli e a valorizzarli. Certo, noi con la musica siamo un po' privilegiati, perché oltre al ragazzo che ha il desiderio di fare musica, lo fa in modo normale, appunto ritorniamo al discorso della inclusività. E ci troviamo molto spesso anche dei ragazzini che sono dei talenti, veramente dei talenti. Quindi non è sempre facilissimo far musica con tutti, con le sensibilità così particolari che hanno i preadolescenti in questa fascia così difficile di età. E ritorno a dire, noi insegnanti di musica siamo fortunati. È stato bellissimo questi giorni sentire questi ragazzi. Far parte della commissione è soltanto avere la possibilità di valorizzare, di ascoltare tutti e valorizzare questi meravigliosi ragazzi. Grazie. Grazie Alfonso. Passo il microfono alla dottoressa Fazzi, che è un po' raffreddata, quindi si scusa intanto per il timbro della voce, però ha voluto essere qua anche gli altri giorni con grande sacrificio, però purtroppo bisogna fare, alcune cose bisogna farle. Agli ordini. Allora, intanto grazie a voi genitori, grazie ai ragazzi, come sempre è stata un'esperienza straordinaria. Ogni volta questi ragazzi ci ricordano che cos'è lo stupore, perché lo ricordano a me cos'è lo stupore, perché ogni volta che io li sento, li guardo, veramente comincio a capire che cosa significa bello, che cosa significa stupirsi di fronte alla loro creatività, di fronte al loro modo di essere, di fronte al loro modo di vedere anche la musica. Abbiamo parlato tanto di inclusività. Cosa c'è veramente di più inclusivo? Pensavo mentre parlavano, oh, che strano, in un'orchestra sopravvivono e convivono insieme, collaborano insieme un triangolo piccolino, piccolino, e un timpano enorme, grande, e nessuno è prepotente in un'orchestra. Il timpano, anche se grande e grosso, non è mai prepotente, perché ha il suo ruolo, così come ce l'ha il triangolino, così come ce l'ha l'ottavino, il flauto quello piccolino che la ragazza ha mirabilmente suonato poco fa, così come ce l'ha la tromba. Ognuno ha un suo compito, ha un suo ruolo e tutti sono ugualmente importanti. E allora cosa c'è di più bello che far vivere a questi ragazzi l'esperienza della musica e dell'orchestra, senza dimenticare mai di valorizzare però quelle eccellenze, quei solisti, perché anche questa parte va valorizzata e va portata avanti. Però è l'esperienza della musica che è l'esperienza stessa della vita.
E se ci dedicassimo nelle nostre scuole un po' di più alla musica, vi assicuro che anche determinati episodi di bullismo e altro verrebbero superati, perché la musica insegna questo, insegna proprio a stare insieme. Oltre a sviluppare tutte le altre capacità di lettura, di calcolo, perché insegna tante cose, ha dei risvolti pedagogici straordinari e importantissimi. E poi vedere questi ragazzi che riescono a fare dei pezzi molto complessi. Noi abbiamo analizzato anche le partiture, no? Quindi sappiamo che difficoltà c'è nell'eseguire alcuni brani. Vederli fare a dei ragazzi in questo modo veramente è lo stupore. Questi ragazzi sono straordinari. Noi abbiamo un dono prezioso, che sono loro. Li dobbiamo proteggere, sostenere e portare avanti, perché sono straordinari. Quindi grazie a tutti, anche a voi genitori. Grazie. Grazie. Bene, ora vediamo, potete tornare ai vostri posti, poi dovete ritornare perché ci sarà la premiazione. Intanto mi pare che i ragazzi abbiano ultimato, sì, ecco, abbiano ultimato, diciamo, le operazioni necessarie per fare un check sound. Dovete avere 30 secondi di pazienza, per provare un po' alcuni strumenti. Quindi con questa performance che andiamo ad ascoltare, concludiamo, diciamo così, l'esecuzione. Subito dopo ci saranno le premiazioni. Concludiamo con un brano nostro che è Vittina Crozza, che è stato arrangiato mirabilmente dal nostro collega Carmelo Salemi. Chiaramente l'orchestra è quella di Agrigento Centro, che una volta si chiamava Garibaldi. Io lo ripeto ogni volta perché è più forte di me. I fazzoletti rossi ci sono sempre, quindi gli insegnanti di prima ci sono sempre. Vi dicevo che questo brano è stato adattato in maniera molto personale, secondo il gusto personale del professore, e chiaramente con l'ausilio del gruppo docente. È venuto fuori qualcosa di veramente molto molto particolare, e non è la prima volta che il professore si avventura diciamo, in questi solchi un po' particolari. Quindi siamo pronti.
di lumare, sudore, arance sciolti. Bravissimi, sì, continuiamolo questo applauso, sì, se lo meritano. Sono tutti bravi, veramente. Bene, allora, siamo arrivati alla fine, ora insieme alla preside, insieme ad Anna, insieme all'ispettrice, insieme ad Alfonso, daremo i premi. Come vi dicevo, ci sono oltre ai premi riconoscimenti per le varie scuole, ci sono dei premi speciali e quindi ci saranno delle menzioni speciali che verranno attribuite. Poi c'è un premio per il miglior solista, alunno delle SMIM, delle scuole medie indirizzo musicale. Poi c'è un premio che abbiamo intitolato Premio Valle dei Templi per il miglior progetto musicale interdisciplinare di cui abbiamo parlato poco fa. Poi c'è un premio per il miglior arrangiamento per orchestra e poi per concludere c'è il premio migliore esecuzione del brano tratto dal repertorio classico. Già abbiamo parlato con l'ispettrice, con la preside, con Alfonso. Chiaramente, sicuramente voi conoscerete Anna Maria Van der Poel, che questa sera era seduta lì. Ogni tanto ci dividiamo i compiti in certi momenti, però diciamo che Euterpe vive anche perché c'è Anna, perché con lei dividiamo oneri e onori. La prima menzione speciale a Maria Grazia Inclima dell'Istituto Comprensivo Rapisardi di Canicattì, consegna il maestro Lopresti, e la motivazione è la seguente. Maria Grazia, accomodati, ricevi questa menzione speciale con questa motivazione: per aver proposto una delicata ed interessante esecuzione, voce e pianoforte, del brano People at the People. Complimenti, bravissima. È andato il professor, ora magari rimani qua, ci fai compagnia e chiamiamo sul palco chiamiamo Giulia Casa insieme con la sua professoressa, insieme con il vicepreside che era qua, l'avevo visto, il collega Patti, Antonino. Ah, chiedo scusa, no. La stanchezza comincia a farsi sentire. Chi c'era che era venuto con te? Sola da sola. Ah, quando ci vuole, ci vuole. Sempre. Quindi questa menzione viene data a Giulia Casa, dell'Istituto Comprensivo Quasimodo di Agrigento, per aver eseguito e interpretato con sensibilità il brano Caffè 1930 di Astor Piazzolla. Bravissima anche tu.
E quindi andiamo alla menzione speciale, la terza ed ultima menzione speciale, che viene data al duo flauto-chitarra Isabella Picone e Maria Chiara Manganello dell'Istituto Don Bosco di Campobello di Licata. Abbiamo pure il sindaco e i docenti che preghiamo di venire qua. E così questa volta ce ne siamo ricordati, no? Che ne abbiamo fatto due uguali. Infatti c'era il tipografo, mi disse, Presso forse ha sbagliato, ne ha fatto due uguali. No, devono essere uguali, perché quando li diamo il 2 è 1, li dobbiamo dare a tutte e due perché sono due. Sindaco, grazie di essere venuto, grazie, anche perché noi appunto rimarchiamo quello che abbiamo detto, il fatto che un sindaco senta il bisogno, tra virgolette, abbia il piacere di accompagnare i propri concittadini piccoli ma grandi musicisti a una manifestazione del genere è un fatto molto significativo, quindi la ringraziamo per la sensibilità che ha avuto. Grazie, molto gentile. Quindi preghiamo di rimanere qua, anche se infiltriamo il gruppo, però fa niente, stare bene insieme non è una cosa che ci spaventa. Continuiamo con il premio miglior solista alunno delle SMIM e chiamo qui, se c'è ancora, se non se n'è andato, Elio, che è qua. E questa volta, ecco, chiamo pure il vicepresidente, che è un nostro collega, tra l'altro. Antonino è un docente di musica che poi ha finito per insegnare lettere e fa pure il vicepreside, quindi nonché alunno della preside. L'ha detto lei, io non l'avrei detto preside, però visto che lei l'ha detto complimenti. Bene, andiamo avanti, andiamo alla sì? Abbiamo, sì, per loro abbiamo una targa personalizzata con Euterpe. Complimenti. Bene, andiamo avanti allora con il premio Valle dei Templi per il miglior progetto musicale interdisciplinare. Questo viene rilasciato all'Istituto Comprensivo Agrigento Centro. Presto, stavolta io la prego di venire. Inviterei sul palco anche la professoressa Antonella Tedesco e con la docente di lettere, che hanno coordinato e si sono fatti carico di questo progetto. Questa sera non abbiamo avuto la possibilità di poterlo inserire in questa serata, però se volete nella pagina ufficiale di Euterpe lo potete trovare. Vi assicuro che hanno fatto una cosa bellissima, come è loro solito fare. Presidente, anche lei è fortunata ad avere questi insegnanti. Sì, sicuramente sono molto fortunata, perché la scuola è fatta dagli insegnanti ed è fatta dagli alunni e dalle famiglie che ci collaborano con entusiasmo in tutte le iniziative che noi cerchiamo di portare avanti. Quindi un grazie ai docenti che con spirito di sacrificio, non considerando l'orario scolastico, si dedicano alla formazione di questi nostri alunni. Grazie a tutti e grazie ai docenti. Sì. Bene, allora ragazzi, ora vi fate fare una bella foto anche con la preside e poi ci mettiamo lateralmente. Sì. Bene, visto che siamo qua, invitiamo ora a salire. Sì, mettete un pochettino di lato, mi ero nascosto io. Facciamo salire ora gli insegnanti, pure gli altri della Garibaldi. Piccio,
Una la diamo ad Agrigento Centro e l'altra alla Garibaldi, così accontentiamo tutti. Premio miglior arrangiamento per orchestra, rilasciato a Istituto Comprensivo Agrigento Centro, con la seguente motivazione. L'arrangiamento di Vittina Crozza ha offerto spunti interessanti, riuscendo a fondere perfettamente la musica della tradizione con suoni e timbriche tipiche del linguaggio jazz. Allora, il professore Salemi, il professore Alessandro Capitano, il professore Brucculeri. Alla professoressa Van der Poel, che consegna. Facciamo passare questi baldi giovanotti. Facciamo ritirare, la preside ha detto che l'arrangiamento è suo, si arrangi lui, preside, si arrangi lui. Bravissimi. Ok, allora, ora dobbiamo fare un po' di spazio perché c'è l'altra scuola pure che deve essere premiata, quindi sì, scendiamo, così diamo la possibilità pure a loro di avere... Sì, facciamo scendere loro. No, voi potete rimanere, che siete meno... potete rimanere. Elio, che c'è? Tutto a posto? Meglio così. Bene, andiamo all'ultimo premio, non per ultimo come importanza, ed è il premio migliore esecuzione brano tratto dal repertorio classico, rilasciata all'Istituto Comprensivo Ezio Contino, Cattolica Eraclea. Facciamo salire sia la preside, la dottoressa Caterina Amato, che l'assessore al turismo e spettacolo, dottor Antonino Rizzuto, che anche lui ha voluto essere qui presente con i suoi concittadini, con i suoi piccoli concittadini. Nel mentre leggo la motivazione. Preside, benvenuta. No, ci mancherebbe. Salve. Professore. Leggo la motivazione. Facciamo un pochettino di spazio. Sì. Preside, prego, condivida anche assessore questo premio. Ci siete tutti? Bene, allora possiamo leggere la motivazione. Ripeto, premio migliore esecuzione brano tratto dal repertorio classico. Preside, dobbiamo dire una cosa, che ultimamente negli ultimi anni questo premio non era stato assegnato, nonostante ci fossero delle orchestre. Quindi quest'anno mi pare, l'abbiamo commentato, è una cosa di un certo livello che è stato consegnato questo premio. Quindi l'esecuzione precisa, ricca di dinamiche e fedele alla partitura originale ha offerto un bellissimo esempio di come la musica classica ancora oggi può essere apprezzata e ben eseguita da giovani interpreti. Complimenti! Complimenti! Bene, rimanete qua, facciamo un'ultima foto. Prego, preside, ispettrice, l'ultima foto. Alfonso? Sì, Alfonso vieni qua, così facciamo l'ultimo saluto. Io ringrazio veramente tutti quanti, è stato un bellissimo pomeriggio, siamo veramente contenti, Anna, di come siano andate tutta l'intera settimana, a partire dall'inaugurazione che è stata bellissima, grazie a questa presenza che tu hai voluto, a questo progetto che ha coinvolto 4 orchestre, è andato tutto bene e quindi ci lasciamo con un impegno che da settembre in poi incominceremo a lavorare per la prossima 15ª
edizione e vorremmo condividere con voi sempre cose ancora più belle e importanti. Quindi grazie ancora, buonasera e alla prossima edizione di Euterpe.